Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario la cronaca. 51 mesi senza contratto e i lavoratori del settore commercio scendono in piazza. Lo faranno sabato 30 marzo alla vigilia di Pasqua con lo sciopero nazionale dell'interno turno di lavoro che corrisponde a tutto l'orario di apertura dei negozi. La mobilitazione è indetta dalle sigle sindacali Filcams CGL, Fisascat Cisola e Wiltux Will. Il settore conta oltre 450.000 addetti in Italia, in Veneto ci sono oltre 4.200 negozi. Per la provincia di Venezia ci sarà un presidio di lavoratori alle 9.30 in piazzetta Barche a Mestre. Ci potrebbero essere disagi nelle grandi catene di supermercati e nei negozi presenti soprattutto nei centri commerciali. Tutto nasce, riferiscono i sindacati, dopo la rottura delle trattative con Federdistribuzione che ha fatto saltare il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro nel settore della distribuzione moderna organizzata, caduto il 31 dicembre 2019. Cambiamo argomento. Un modo più veloce, snello e trasparente per selezionare gli scrutatori ai seggi per le prossime elezioni europee dell'8 e 9 giugno. Il Comune di Venezia, infatti, ha messo a disposizione un web form pubblicato sul sito istituzionale dell'ente per dichiarare la propria disponibilità. I cittadini disoccupati o studenti avranno la priorità nell'ottica di favorire chi dovesse trovarsi in una situazione di bisogno o di difficoltà, dichiara l'assessore alla coesione sociale Simone Venturini. Il modulo digitale dovrà essere inviato prima che la commissione elettorale si riunisca per la nomina degli scrutatori, ossia tra il 25° e il 20° giorno precedente le consultazioni. Il termine quindi sarà a metà maggio circa, dopodiché eventuali candidature saranno prese in considerazione solo in caso di necessità di sostituzioni dell'ultimo minuto. Voltiamo pagina. Stagione 2024 al via Cavallino Treporti, con l'obiettivo di bissare gli straordinari dati della passata stagione. Nel 2022 Cavallino Treporti aveva toccato infatti il record di 6,56 milioni di presenze. Nel 2023 nuovamente frantumato, portandolo a sfiorare i 7 milioni e, dato ancora più incoraggiante, una delle poche località della costa che ha visto il segno positivo. Sintomo di quanto la vacanza all'aria aperta sia sempre più apprezzata e quanto il distretto turistico di Cavallino Treporti, in particolare, sia sempre più punto di riferimento per il settore europeo. Dal post-pandemia i mesi centrali dell'estate hanno sempre visto le strutture ricettive sold out, complice certamente l'apprezzata tipologia di vacanza affiancata alla ricca offerta che il territorio propone agli ospiti. Per raggiungere risultati ancora migliori non resta quindi che lavorare sulle code di stagione. E ci spostiamo a Chioggia, dove è finita bene la brutta avventura per un esemplare di tartaruga marina trovata in pessime condizioni sul bagnasciuga di Sottomarina e salvata grazie al tempestivo intervento della polizia locale di Chioggia. Nella mattinata del 21 marzo il comando è stato allertato da alcune persone che, approfittando della bella giornata di sole anticipatrice della nuova stagione balneare, passeggiavano sulla battigia di Sottomarina per segnalare la presenza di una tartaruga spiaggiata all'altezza dello stabilimento balneare Playa Bonita. L'animale, il cui stato di salute sarebbe stato gravemente compromesso dall'ingestione di plastiche, è stato successivamente trasferito presso il centro Cesta, che sta per Centro Sperimentale per la Tutela degli Habitat di Ravenna. Ora è arrivata la notizia che la tartaruga è fuori pericolo e, una volta guarita, sarà rimessa in Adriatico per vivere libera. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per averci seguiti. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.